In compagnia del capitano Giordano De Fazzi, un match davvero complicato, per lunghi tratti sembravate i padroni del gioco, soprattutto nel primo tempo, poi è arrivata la doppia beffa, prima il pari e poi lo svantaggio che consegna punti importanti alla Cisco e condanna voi a una situazione, non dico difficile, però complicata, perché c'era la possibilità dell'aggancio e di superare addirittura la Cisco in classifica. Sì, è tutto vero. Diciamo che loro sono una buona squadra, anzi un'ottima squadra, tutti giovani, corrono. Però il gioco l'abbiamo espresso bene sin dal primo minuto e sembrava che dopo il 2-1, dopo il 2-1 segnato potevamo vincere la partita. Invece poi sono stati molto cinici, quindi gliene dobbiamo merito e purtroppo è andata così. Comunque restiamo nelle zone alte e cercheremo di rifarci subito la prossima. Da che cosa potete ripartire? Quali sono le consapevolezze che nonostante la sconfitta si sono viste quest'oggi in campo? Beh, dobbiamo ripartire, soprattutto sono contento che sono rientrato, quindi da un lungo infortunio che mi ha tenuto fuori un mese circa di più e quindi sono contento anche per il gol e che sono rientrato, è l'unica cosa positiva credo. Poi diciamo che c'è stata tanta sfortuna perché abbiamo fatto tanti tiri, il portiere loro è stato bravo e loro le poche occasioni che hanno avuto hanno fatto 3 tiri, 3 gol, 4, non lo so, quindi è stata dura, adesso ripartire è dura, però dai, alla fine lunedì ripartiamo gli allenamenti sempre più carichi perché vogliamo arrivare, il nostro obiettivo è arrivare ai playoff. È un obiettivo raggiungibile secondo te? Avete tutte le carte in regola? Secondo me sì, adesso rientrerà anche Traini dalla prossima settimana, quindi l'organico si sta un attimino ricompattando e cercheremo anche con giusti innesti, così Traini e altri giocatori, di poter sperare di arrivare al minimo diciamo, nei playoff. Grazie mille.